Buongiorno, oggi ci troviamo a Macomer in provincia di Nuoro. Esatto, e siamo al cospetto del nuraghe di Santa Barbara. A breve lo vedrete. Dopo la sigla. 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 Bene, appena entrati troviamo una sorta di anti-ingresso che dà l'accesso a due delle quattro torri che caratterizzano appunto questo nuraghe come quadrilobato. Entriamo nella prima. Che presenta tutta una serie di ulteriori di piccole nicchie ben strutturate, sicuramente contenevano cibo, munizioni di qualche tipo. Qui la fantasia può veramente partire e trasbizzarrirsi. Abbiamo sempre questa forma, questa architrave che fa da ingresso. Anche qui troviamo alcune piccole nicchie. Ecco, c'è un ingresso. Qui subito sulla sinistra vediamo una stanza cieca. Procedendo verso l'interno. Troviamo una cupola Tholos alta 13-14 metri. Veramente ben conservata e imponente, imponentissima. Qui vediamo
un'altra piccola stanza senza nessuno sbocco e ora ci accingiamo a salire le scale per andare verso l'esterno. Saliamo su queste scale. Già scorgiamo una luce. Anche queste scale sono assolutamente regolari, molto confortevoli. Ecco, qui ci incuriosisce questa piccola apertura che però sembra non condurre a niente di particolare, per cui procediamo. Saliamo e ci troviamo in un piano ammezzato che reca un'apertura e la classica finestrella a forma di protometaurina. Qui bisognerebbe appunto vedere, quando il sole batte da questa parte, come si proietta questa luce nella parete esterna. Stiamo per uscire all'esterno. Attenzione che il vento soffia veramente molto, ma molto forte. E anche qua è paradiso. Bene, dal Nuraghe di Santa Barbara è tutto. Qui è cuore e vento, ma soprattutto vento. Vi salutiamo e a dopo, alla prossima. Ciao.